Sono Gabriele Zampieri dell'Osservatorio Agroalimentare di Veneto Agricoltura. Vi parlerò sull'andamento del comparto bovino da carne nel 2023. Secondo i dati Istat, la produzione di carne bovina in Veneto è calata del 2,5%, non arrivando a 170.000 tonnellate. Il valore della produzione ai prezzi di base, sempre calcolato dall'Istat, risulta pari a 535 milioni di euro, con un aumento del 4%, dovuto soprattutto all'aumento delle quotazioni nei mercati dei animali da macello. Il numero di capi macellati provenienti da allevamenti veneti è stato di 741.000 capi, con una diminuzione del 3,3%. Si tratta per lo più di vitelloni e in misura minore di vitelli a carne bianca. Anche nell'allevamento da carne si riscontra una sempre maggiore concentrazione produttiva, dove abbiamo che il 23% degli allevamenti, cioè circa 1.200, dei quali 5.200 registrati, detengono il 95% della mandria e quindi anche della produzione. La produzione veneta dipende fortemente dall'acquisto all'estero degli animali da ingrassare. Nel 2023 ne ha importati 560.000 come l'anno scorso, pari alla metà dell'importazione nazionale. Oltre l'80% proviene dalla Francia, seguono i paesi come la Polonia, Austria e Irlanda. Le quotazioni di animali da macello sono andate abbastanza bene. Sono aumentate a seconda della razza e del sesso fra il 6 e il 10%. Aumento però indispensabile per coprire i maggiori costi alimentari e energetici, pur avendo questi avuto un trend in diminuzione durante l'anno. Ricordo che nonostante la buona produzione veneta e nazionale, l'Italia rimane deficitaria di carne, coprendo solo il 43% del suo fabbisogno. Un'analisi più approfondita di questo comparto si può leggere nel nostro rapporto congiuntura, scaricabile dal sito internet di Veneto Agricoltura.